Ben ritrovati a Siete in diretta, tutti. Lisa, io lascio la parola e vi saluto. Ricordo a tutti che c'è anche la nuova pagina Facebook e quindi adesso proverò a mettere in diretta la vostra conversazione anche sulla pagina Facebook, Proviamo. intanto è dentro al gruppo Se- e vi lascio. E... Registriamo anche, Michaela, registriamo. Assolutamente sì. Benissimo. Allora, grazie a Michaela come sempre per l'assistenza tecnica che è davvero preziosa per noi. Io do il benvenuto, cari amiche del Cantiere delle Donne, ben ritrovate. Spero che abbiate passato una bella giornata perché adesso passiamo invece diciamo, un tardo pomeriggio in compagnia di Giada Zandonà, che è una collega giornalista del Mattino di Padova, e faremo un viaggio virtuale tra i colli. Perché Giada, intanto diamo il benvenuto. Giada, Buonasera a tutti, benvenuta. grazie per l'ospitalità, sono veramente felicissima E di grazie per aver partecipare. accettato il nostro invito, perché Giada è una profonda conoscitrice dei Colli Euganei. Dei Colli Euganei voglio anche ricordare che è la vicepresidente del gruppo micologico di Monselice e per 6 anni ha gestito Euganeamente, che era una rivista web e che a Giada è rimasta poi nel cuore, come a tutti noi. Allora, profonda conoscitrice, vorrei raccontare un piccolo aneddoto che riguarda la vita personale, ma vi fa capire l'amore per i colli. Più o meno l'innamoramento è scattato intorno ai 2 anni, Giada? Vuoi raccontarci Sì. questo aneddoto? Sì. Sono stati i colpevoli, sono stati i miei genitori e i miei nonni. Io ho avuto la fortuna di nascere proprio alle pendici del Montericco, a Monselice, quindi proprio diciamo ai limitrofi dei colli, ma alle loro porte, quindi a pochissimi chilometri da Arqua Petrarca. Ed i miei genitori sin da piccola mi hanno introdotto in queste bellissime colline e mio padre mi racconta sempre che avevo circa 2 anni, mi avevano portato in un prato dove loro stavano raccogliendo le erbette commestibili primaverili. Io a un certo punto avevo questo biberon in bocca, ero molto curiosa, mi ho detto che sono un po' scappata e sono rotolata praticamente giù da un versante e il biberon mi aveva lasciato proprio un taglio. Però mi diceva che non ero, avevo un po' pianto, ma non ero disperata perché ero proprio incantata da questo verde. E da E lì poi, e poi è continuato, sì. eh sì, mi hanno Allora, portato sempre di più a scoprire i colli e poi la passione si è sviluppata con l'età. senti Giada, con te oggi conosceremo, sono degli assaggi perché questo sarà il primo appuntamento e non sarà l'ultimo anche perché abbiamo intenzione di accompagnare le nostre amiche del cantiere innamorate della natura e poi soprattutto magari nella zona appunto del Padovano. Però dicevamo i colli euganei non sono solo dei padovani, sono dei veneti, sono di tutti e li possono vedere tutti, possono fare delle passeggiate, dei percorsi perché sono, tra virgolette, si adattano, giusto? Allora Giada, cominciamo con un monte che ha un nome di donna, non a caso, cosa Sì. dici? Allora, io ci tengo molto ad introdurre i colli euganei anche da un punto di vista femminile, perché molte volte i colli sono visti da chi abita magari esternamente come il punto dove andare il sabato sera a mangiare in agriturismo, oppure dove dicono ok, ci vanno gli sportivi a fare trekking, a fare mountain bike, via dicendo, ma non sono mai visti proprio nel loro insieme, perché io invece li trovo un luogo perfetto per le famiglie, sia per famiglie con bambini che per meno giovani che per coppie di innamorati, perché i colli euganei veramente racchiudono delle meraviglie uniche e io ho scelto per cominciare questa piccola avventura proprio il Monte Cecilia, che si trova a Baone ed ha una storia molto particolare. Allora, prima ci terrei a farvelo vedere, è da una fotografia proprio scattata ieri, la state vedendo Lisa in questo momento? Adesso arriva, ci vorrà qualche secondo. E ieri Eccola nei qui, Colli oh che Euganei meraviglia, c'era eccola, un sì. cielo meraviglioso e quello che avete davanti a voi è il Colle Cecilia, chiamato ovviamente monte per facilitare le cose. È un colle molto piccolo perché non arriva ai 200 metri perché si ferma a 199 metri, quindi non ce l'ha fatta a raggiungerli. Ha un versante che guarda proprio il centro di Baone, che è un comune molto piccolo
piccolo che si trova però tra Este e Monselice, che racchiude delle caratteristiche particolari, mentre l'altro versante del colle si affaccia su Monselice ed Arqua Petrarca. Quindi vedete già che avete dei panorami veramente particolari. Ma come mai ha questo nome di donna? Perché ha una storia molto particolare. Sul Monte Cecilia c'era un castello di Manfredo da Baone, un signore del luogo che attorno al 1100-1200 ha fatto una cosa straordinaria di cui tutti noi oggi ne godiamo. Che cosa ha fatto? Ha piantato le prime vigne nei Colli Euganei. Quindi la nascita del vino nei Colli Euganei e le eccellenze, quindi le DOC e le DOCG, che sono insomma un po' un fiore all'occhiello della nostra produzione vitivinicola, hanno origine proprio dal Colle Cecilia. Grazie alla lungimiranza di questo signore del luogo, che ha provato a fare i primi esperimenti, perché già allora avevano capito che il terroir dei Colli Euganei era adattissimo alla coltivazione della vite, una vite molto diversa ovviamente da quella che da quella che incontriamo oggi, però da lì sono partite proprio le prime sperimentazioni del vino. Questo conte aveva anche una figlia che si chiamava appunto Cecilia, e come tutte le donne dell'epoca, poverina, è stata soggetta alla volontà degli uomini e dei più grandi. Diciamo che un po' per colpa sua, tra virgolette, Ezzelino da Romano ha fatto cadere Padova e ha fatto varie lotte, perché era stata data... E non era proprio morbido, lo sappiamo. Esatto, e Ezzelino da quindi da Romano. qui questo colle ci dà due scoperte. Una di cui possiamo godere a tavola, quindi la scoperta del vino. Poi abbiamo la storia, ma non solo la storia dei Colli Euganei, una storia che va ad influenzare anche il Padovano, Bassano del Grappa e via dicendo. Perché noi dobbiamo immaginare proprio che la storia di Venezia e di Padova è strettamente collegata anche alle vicende che accadevano nei Colli Euganei, perché era ovviamente un territorio molto molto appetibile per le risorse che aveva. Però veniamo proprio alle meraviglie di questo colle. Esatto, entriamo un nel Monte Cecilia. sentiero ad anello. E questa è una cosa molto bella, perché ci permette di intraprendere una passeggiata veramente molto semplice. Perché vi dico molto semplice? Perché ho avuto il piacere di accompagnare per 3 settimane tutte le mattine dei bambini dei centri estivi su questo colle, bambini anche di 6 anni, che hanno affrontato le salite senza alcun tipo di problema. Noi abbiamo tantissime mamme che ci seguono nel nostro cantiere, e quindi insomma questa è anche la stagione giusta. Magari il mattino presto. Un po' caldino, però diciamo tipo una giornata come quella di oggi sarebbe perfetta. Allora, in primis, prima di avventurarci in un'escursione nei Colli Euganei, assicuriamoci di avere delle scarpe adatte, perché molte volte, adesso vorrei anche darvi dei piccoli consigli tecnici, perché molte volte anche i Colli Euganei si prendono un po' sotto gamba, del tipo ok, vado con le Converse, con le scarpette leggere, e invece no, mettiamoci un bel paio di scarpe da ginnastica, meglio se scarponcini, una bottiglia d'acqua fresca, perché non troveremo mai nei Colli Euganei, tranne in un punto, ma è proprio uno rarissimo, delle fonti da cui possiamo bere, un bel cappello, perché non sempre c'è il riparo degli alberi. Parcheggiamo la nostra macchina nella piazza di Baone e già lì possiamo restare incantati da una cosa. La cosa è l'unica piazza alberata dei Colli Euganei. Noi arriviamo in questa piazza piena di tigli, quindi se arriviamo in primavera veniamo invasi da questo profumo meraviglioso. Lasciamo la macchina lì e procediamo a piedi in direzione Valle San Giorgio. Dopo circa 3 minuti di passeggiata, perché è una passeggiata molto breve lungo il ciglio della strada, ma siccome non è una strada trafficata, non ci sono problemi, basta usare appunto qualche accortezza, alla nostra destra vediamo via Moschine e un bel cartello in legno creato dal Parco Regionale dei Colli Euganei che ci illustra il percorso che andremo a fare. Abbiamo qualche fotografia già da oggi, perché non è possibile far vedere tutto. Magari anche torniamo su...
Allora, vi Eccole. faccio vedere un'altra bellissima immagine del Colle Cecilia, dimmi pure quando si Eccolo qua, vede. Eccolo eccolo qui, qua. questa è la visione da lontano, ve ne faccio vedere un'altra. Come potete vedere, di fianco al Colle Cecilia Mm? abbiamo anche il Monte Cero di Calaone ed il Monte Castello. Quindi vediamo subito che è un Erano quei tre, completamente. aspetta che torniamo sulle immagini. Ok, ve ne faccio vedere Sì. un'altra. Questa è stata proprio scattata Mm. ieri, quindi ho voluto anche fare proprio delle foto. Questo Ah, è il guarda che versante di cielo. Paone. E Quindi, queste sono le vigne, giusto? esatto, le vigne che sono sorte. Quindi noi intraprendiamo questo piccolo sentiero dove c'è una piccola salita su una strada sterrata e già qui troviamo un'altra particolarità. C'è un'ex cava e fornace. E lì Mm. sappiamo un pochino tutti che i Colli Euganei erano una grandissima fonte di approvvigionamento di pietre, sia per lastricare Venezia, è stato fatto, sia negli anni 50 purtroppo sono stati utilizzati in maniera impropria per arginare fiumi e fare proprio delle basi di fiumi, quindi si è andato un po' a distruggere l'ambiente. Poi, insomma, varie leggi, l'istituzione del parco, è stato fermato lo scempio e sono state mantenute appunto delle cave, diciamo, sostenibili. E già qui allora conosciamo un'altra particolarità, ma addentriamoci nella meraviglia del Colle Cecilia, perché c'è una cosa unica su questo colle. Noi saliamo per la salita e arriviamo in una piana che si chiama Piana delle Ginestre. Da qui Mm. noi possiamo godere un panorama privilegiato su Arqua Petrarca, che ricordiamo è uno dei borghi più belli E d'Italia. suggestivi, certo. Su questa piana capiamo subito che c'è qualcosa che non va nella vegetazione, perché incontrerete delle ginestre e delle piante tipiche della macchia mediterranea. Quindi non troverete del bosco, perché questa è una zona molto particolare, anche protetta a livello sia nazionale che europeo, che si chiama Vegro. Il Mm. Vegro non è altro che una parte di monte disboscato in passato, quindi disboscato nel 1700-1800, anche nel Novecento, per adibirlo a pascolo. Qui non sono più cresciuti gli alberi tipici del territorio euganeo, quindi dalle querce ai carpini, via dicendo, ma sono cresciute delle piante proprio caratteristiche della macchia mediterranea, perché sotto i vostri piedi, se uno guarda per terra dice ma è tutto bianco. Voi camminerete su un terroir completamente candido, è la scaglia dei Colli Euganei. E quindi anche questa è un'altra particolarità. Certo. Ma la cosa più bella che potete trovare sul Colle Cecilia, che adesso ve la faccio vedere, è che questa piccola piantina, che sembra un poco insignificante, è la pianta più rara d'Italia e prende proprio il nome dalla città di Padova, è la ruta patavina. La ruta patavina. Esatto, non so se magari qualcuna delle nostre telespettatrici che stanno seguendo l'ha già sentita nominare, però è un piccolo vanto che possiamo dire di avere nei Colli Euganei a Padova, perché si tratta proprio della pianta più rara d'Italia. Guardate che questa è una lezione che ci sta facendo Giada, non è che queste cose, almeno per chi non abita nei colli, sui Questa è una colli, insomma, particolarità, non è così è scontato. difficilissima da localizzare perché cresce solamente in 3 colli del territorio euganeo e è veramente difficile da trovare, quindi bisogna affidarsi ad esperti conoscitori del territorio. Infatti ho il piacere in primavera di accompagnare spesso appassionati fotografi o appassionati naturalistici che arrivano un po' da tutta Italia per fotografarne la fioritura che avviene a maggio. Ma se noi nel Colle Cecilia ci avventuriamo durante marzo ed aprile, troviamo delle altre essenze floreali incredibili. Non so se si vede adesso la Che fotografia. meraviglia, sì, Questa è viola. l'orchidea maggiore. Ah, Troviamo, appunto perché in questo Vegro non abbiamo la presenza di alberi, abbiamo una presenza incredibile di orchidee spontanee che possiamo trovare da marzo a maggio e che vi lasceranno veramente incantati, perché non ne troverete una o due, ma ne troverete centinaia e a volte non vorrei dire migliaia.
Però Giada non si possono toccare, vero? Assolutamente no, perché ci sono già i cinghiali che le distruggono. Che distruggono. Purtroppo a volte non si pensa al danno ambientale che fanno i cinghiali. Perché fanno un danno alle orchidee? Perché le orchidee hanno un rizoma, quindi una radice molto molto grossa di cui i cinghiali sono ghiotti. Queste orchidee per fiorire a volte ci mettono anche 12 anni. E quindi adesso io vi invito ad andare a vedere la fioritura delle orchidee, ovviamente nel completo rispetto della natura. E quindi già qui in una passeggiata che ci è arrivati in 10 minuti potete godere di un panorama e di una vastità di flora veramente unica. E se siete silenziosi, proprio in questo periodo potrete trovare stesi al sole i ramarri. Sono delle lucertole verdissime, infatti ricordate il colore verde ramarro che può somigliare, Lisa, un pochino alla tua maglia, un poco più brillante, e sono Oggi sì. veramente bellissimi da vedere, sono completamente innocui. Voi vedete questo lucertolone lungo circa 10-15 centimetri. Non fateli niente perché è buono. Non mi fa niente, perché poi nei colli euganei non abbiamo assolutamente animali pericolosi. C'era un tempo la vipera che però è stata annientata sempre attorno al 1800 perché a Venezia c'era l'usanza di preparare una pozione che si chiamava teriaca a base di vipera, del veleno della vipera. Da dove la potevano prendere la vipera a Venezia? Nei colli euganei. Quindi è stata completamente sterminata. Se ne è rimasto qualche esemplare, credo che si nasconda bene. E quindi non c'è alcun tipo di pericolo. L'unica cosa, bisogna stare attenti ovviamente alle vespe, ai tafani, alle zanzare, a tutta quella tipologia di insetti che però sono dovunque. E quindi questa è l'unica accortezza. Poi c'è un'altra meraviglia che si può ammirare nel Colle Cecilia. Continuando il percorso, che non potete sbagliare, non potete perdervi, perché c'è un'unica strada, ogni tanto c'è qualche piccola deviazione, ma si riaggancia sempre al sentiero principale. Oltretutto c'è un'ottima cartellonistica, quindi voi ogni tot di metri vedete il sentiero numero 8. È segnato con la classica segnalazione bianca e rossa del CAI. Si procede nel sentiero e sotto i vostri piedi vedete che spuntano delle rocce fatte a cipolla. E diciamo, com'è possibile? Si tratta della riolite cipollare. È un tipo di roccia dei Colli Euganei che è stata formata appunto da queste eruzioni sottomarine, magari ne parleremo un'altra volta della nascita dei Colli Euganei. Questa esfoliazione piace tantissimo ai bambini perché sembrano proprio delle grosse pietre a forma di cipolla. E naturalmente è una formazione del tutto naturale, no? Completamente naturale, voi proprio vedete queste pietre che si sfaldano. È impossibile portarle via perché sono incastrate nel terreno, pesano tantissimo perché appunto le rocce laviche hanno veramente una grandissima massa di peso e quindi anche quelle insomma le lasciamo lì. Nel vostro percorso poi troverete nel periodo adatto tantissime erbette commestibili, quindi per gli appassionati, gli abitanti dei Colli Euganei possono raccoglierle, i residenti esterni devono fare dei permessi, però ovviamente io dico sempre raccogliete funghi ed erbe solo se li conoscete. Ecco, Giada, precisiamo questa cosa, che ci vogliono dei permessi, altrimenti si incorre in sanzioni, giusto? Per permessi ci vuole una conoscenza, assolutamente, perché non sono rari i casi di persone che sono state veramente molto molto male per aver scambiato delle erbe con delle altre. Ricordiamo che ci sono tantissime piante velenose, di cui a volte magari ignoriamo anche l'esistenza. Io penso anche al semplice oleandro che abbiamo tutti in giardino, che mangi un fiore o due, anche un bambino se lo fa, cioè diventa veramente pericoloso. Quindi ecco, attenzione, perché è lo stesso discorso, vale per il fungo, cioè lo stesso, bisogna conoscere anche le erbe, altrimenti
sono erbe cattive. Scusa Giada, procediamo. Quindi adesso avremmo percorso circa 40 minuti del nostro percorso, dopo ovviamente dipende dal vostro passo, via dicendo, però diciamo che mantenendo un buon passo in 40 minuti siete arrivati quasi a percorrere l'anello. A un certo punto trovate un bellissimo cartello che vi indica la cima del Colle Cecilia e i resti di un castello. Salite per questo piccolo sentierino un pochino impetuoso, però molto breve. Io ho visto che appunto i miei bambini si sono divertiti tantissimo a percorrerlo, perché dicevo appunto che era una piccola arrampicata, e si arriva a una croce, che è la croce del Monte Cecilia, che appunto ricorda i resti di questo castello. Tutto il percorso fino alla croce dopo il Vegro è ombreggiato, quindi anche per i bambini possono stare veramente molto bene, nel mentre poi incontrerete i ruderi di una vecchia casa, se frugate in qualche sentiero c'è anche la fontana di Musso, molte particolarità. Arrivati alla croce c'è una salita e una discesa. Dalla discesa poi si arriva a quello che era chiamato il paradiso, diciamo, del Colle Cecilia, perché un tempo sulla sua sommità c'era un grandissimo orto coltivato, ma poi c'era anche un cimitero e una chiesa, perché gli abitanti di Baone salivano proprio sul colle per deporre insomma i loro defunti. Cosa è successo da lì? Ci sono stati anche molti eremiti, e siccome era un luogo isolato e di culto, che hanno scavato nel terreno, hanno trovato delle piccole grotte dove si sono rifugiati. Quindi se si cerca un po' nella vegetazione troviamo queste grotte, e poi c'è questa leggenda che si dice che ogni tanto spuntino fuori delle ossa dal terreno, i resti quindi di questo antico cimitero. E anche qui abbiamo un po' di leggende legate a fantasmi e strane presenze. Che ci racconterai magari nel dettaglio una volta, solo sulle leggende, sì. Da lì poi si segue il sentiero, si trova un'altra appunto deviazione che ci fa fare questo giro ad anello che ci riporta nella piazza di Baone. Il giro, facendolo con assoluta calma, può durare 2 ore e mezzo. Facendo anche una sosta, perché troverete anche dei tavoli da picnic, potete farvi le 3 orette e mezzo. Scesi a Baone avete solo l'imbarazzo della scelta del ristorante agriturismo, trattoria, cantina e via dicendo, dove poter degustare le delizie locali. Perché Baone, come quasi tutti i comuni dei Colli Euganei, sono comuni proprio dediti al vino e al mangiar bene. Quindi potete trascorrere una giornata scoprendo storia, natura, geologia, cultura ed enogastronomia dei Colli Euganei con tutta la famiglia. Giada, guarda, ti volevo fare una domanda. Queste passeggiate, questi percorsi, si possono fare anche in solitario, nel senso che ci sono tutte le indicazioni, c'è una buona copertura, cioè parliamo anche un po' della sicurezza, perché ci sono delle persone che preferiscono farle ovviamente da soli. E questa è la prima domanda. La seconda domanda è, ci sono anche questi percorsi, diciamo, notturni, cioè si possono fare anche di sera tardi, ma non credo perché magari non si vede nulla, però qualcuno ce l'ho anche chiesto. Allora, si possono fare in assoluta tranquillità da soli, perché io sono adesso mi ricollego alle 2 risposte, io sono una grandissima amante delle escursioni notturne, perché ho un cane ed estate purtroppo, poverina, non posso portarla nei colli di giorno, e molte volte le persone mi dicono: ma sei coraggiosissima ad andare nei colli di notte? Io rispondo sempre che mi sento più sicura nei colli che non in una grande città. Perché i Colli Euganei, diciamo, in tutti i comuni sono comuni molto tranquilli, perché sono piccolini, quindi non c'è una periferia pericolosa. Poi i Colli Euganei sono visitati da persone che amano la natura, quindi è molto difficile, non vorrei dire quasi impossibile, essere molestati da qualcuno. Dopo insomma c'è sempre il caso, però si trovano anche sempre spesso escursionisti che li percorrono. Certo, quindi insomma è popolato da gente. Se si seguono i sentieri ufficiali
non c'è alcun tipo di... Anche di perdersi, intendevo anche proprio a livello di Allora, di sicurezza, no? perdersi, se non si esce dal sentiero ufficiale è difficile perdersi, però io consiglio sempre, prima di partire per un'escursione, di documentarsi bene, scaricare sul cellulare la mappa del percorso, portarsi dietro magari un power bank per non avere il cellulare scarico, perché più o meno il telefono sul Monte Cecilia prende dovunque, però ci sono alcuni colli in cui il segnale è più debole, però basta spostarsi un poco, non è insomma come in alta montagna, e sappiamo che per 10 km il telefono non prende più. Quindi diciamo siamo in una zona in cui non prende, basta spostarsi di pochi metri e riusciamo a riottenere il segnale. Non dobbiamo avere la paura dei cinghiali. Ecco, io voglio sfatare e immaginavo. Allora io c'è voglio una domanda, qui rispondiamo subito. Elisa ci dice appunto, se ci si scontra con un cinghiale che cosa dobbiamo fare? Vai allora, Giada. il cinghiale scappa prima, perché il cinghiale ci sente, scappa, non vuole incontrarci a priori, quindi dobbiamo... Quindi non attacca lui per primo, a meno che non abbia i piccoli da difendere, allora, no? anche lì il cinghiale ci sente arrivare, soprattutto se la femmina ha i piccoli. Lei ci ha già sentito da 1 chilometro di distanza che stiamo arrivando e quindi porta lontani i suoi piccoli. È abbastanza difficile nei sentieri incontrare cinghiali, o meglio magari li vedi, ma li vedi che stanno scappando, o lo vedi. E cosa succede? Vediamo un cinghiale, non andiamogli incontro, giriamoci dall'altra parte e facciamo finta di niente. È veramente difficile, di qui basta fare una piccola ricerca in Google. Io tante volte dico, avete mai sentito qualcuno è stato ucciso da un cinghiale? No. A meno che cioè, ci sono state delle circostanze, non qui da noi, ma che se però un po' se la sono cercata, esatto. Sì, ecco. certo, il cacciatore con i cani, ovviamente se noi abbiamo un cane a seguito e non è tenuto a guinzaglio, il cane va contro il cinghiale, allora lì può succedere ovviamente un gran caos. Chiaro. Allora, noi andiamo avanti con il nostro viaggio. Dove ci porti adesso, Giada? Perché abbiamo ancora 20 minuti, quarto d'ora, 20 minuti, perché poi anticipo alle nostre amiche. Allora, noi stiamo registrando, noi siamo in diretta sul gruppo Facebook, ma appena finirà questa diretta, insomma, nel giro di poco tempo verrà caricato sul canale YouTube e quindi sarà visibile a tutti e rimarrà questa bella, diciamo, puntata, chiamiamola così, la prima. Scusa Giada, prosegui pure. Rimettiamoci in cammino, sì. Perfetto. Adesso, guardate, scusate che condivido un attimino. Sì, facci vedere anche qualche altra bella foto, così deliziamo i nostri occhi. Ve la apro subito che è sfuggita. Adesso io volevo proporvi un'escursione molto molto semplice e diciamo, eccola qui che la apro perché non mi dà la condivisione. Scusate un attimo che abbiamo un attimo un problema. Intanto noi ricordiamo sempre con chi stiamo parlando, con Giada Zandonà, giornalista, collega del Mattino di Padova, che è una profonda conoscitrice appunto dei Colli Euganei, come avete potuto sentire. È delizioso quello che ci sta, oh che meraviglia! L'acqua, il verde, la natura, per questi luoghi così. Allora, dove siamo? Siamo a Torreglia. Quindi mi sto facendo vedere il centro dei Colli Euganei. Questa è una bellissima foto di Gianluca Canello, uno dei tantissimi fotografi molto bravi dei Colli Euganei. E questa è una piccola, meravigliosa chicca che io volevo dedicare a tutte quelle mamme che hanno dei bambini molto molto piccoli e che però hanno voglia di trascorrere quella mezz'ora, quell'oretta in un luogo verde, quieto e soprattutto fresco. Perché l'estate nei Colli Euganei è molto torrida, è calda, insomma è difficile affrontare i sentieri, diciamo, quando le giornate sono proprio belle calde. Però c'è questo luogo incantato dove potete trovare anche 3 gradi in meno. Ed è raggiungibile in una maniera veramente semplicissima. Dal centro di Torreglia, che anche per i padovani è molto comoda Torreglia da raggiungere, noi arriviamo nel centro storico, praticamente proseguiamo per l'azienda Luxardo,
che è un altro piccolo vanto dei Colli Euganei. Dopo aver oltrepassato l'azienda Luxardo facciamo un paio di piccolissimi tornanti e troviamo sulla nostra destra l'indicazione per questa fonte meravigliosa. È una fonte naturale. Ovviamente nella fotografia che avete visto sono stati fatti degli interventi umani, l'acqua poi viene utilizzata anche dalla Luxardo. Cosa succede? Troviamo un piccolo parcheggio dove possiamo lasciare giù l'auto. Il sentiero è veramente semplice, non è battuto, però è una strada bianca in cui, se abbiamo una mamma bella forzuta o un papà che ha voglia di spingere il passeggino senza alcun tipo di problema, si può utilizzare il passeggino. Oppure vogliamo portare il nostro piccolo nella fascia, abbiamo 5 minuti di cammino, quindi una cosa veramente celere e non impegnativa. Finiti questi 5 minuti di cammino, voi vi ritrovate nel cuore proprio di un bosco, dove sentite quest'acqua freschissima che sgorga. C'è Vediamola, vediamola allora Giada, vediamola. Bene, faccio vedere un'altra. Ma poi guarda, tu hai questo modo di raccontare, di descrivere questi posti che davvero ci viene voglia di chiudere il computer e di arrivare. Oh, eccola. Eccola, qui come potete vedere alla vostra destra trovate proprio dei massi che vi fanno vedere che sono delle piccole sedute. Ma possiamo toglierci le scarpe e andare... Certo, bisogna assolutamente, anche perché con le scarpe può essere scivoloso. Voi arriverete, troverete alcuni gradini per scendere, io lì vi consiglio, togliete le scarpe e mettete i piedi in quest'acqua gelida, perché l'acqua è freddissima, ma in questi giorni è veramente molto molto piacevole. Facendo attenzione, perché può essere che i massi sotto siano un po'... l'acqua è molto bassa, perché veramente si parla di pochi centimetri. Si parla dai 5 ai massimo 6-10 centimetri di acqua. Infatti ci sono moltissimi bambini che li vedi anche magari col costumino da bagno, perché poi è un'acqua molto molto pulita. Non da bere ovviamente, perché non è da bere? Perché può finirci qualche animale morto o qualche residuo di agricoltura, via dicendo, quindi insomma lasciamola bere al cane. Noi evitiamo, magari portiamo via una bella birretta fresca e la mettiamo lì e godiamoci magari un prodotto appunto in bottiglia, va molto molto meglio. C'è questa cascatina, c'è questa piccola vasca, come avete visto, di contenimento, e poi c'è tutto un piccolo ruscello che scende, che si può seguire a piedi, ovviamente lì facendo attenzione. Potete fare anche lì una bella passeggiata proprio in mezzo all'acqua, che è molto molto divertente. E lì di sicuro un'oretta di divertimento e di fresco con la famiglia riuscite a trascorrerla. Nel ritorno c'è una piccolissima deviazione, anche lì 1 minuto di camminata, e arrivati in un piccolo spiazzo in cui erano state allestite delle opere d'arte fatte con materiali naturali. Queste opere si stanno appunto disgregando e ritornando parte dell'ambiente. Quindi anche qui possiamo mettere assieme cultura, storia e natura. Ovviamente nel periodo della primavera cosa potete trovare in questa fonte? Tantissimi fiori del sottobosco. È uno spettacolo davvero unico. Adesso Lisa, non so se vuoi lasciare magari 10 minuti per le domande o se volete che vi racconto. Sì, guarda, no, al momento non ce ne sono, vedo che ci stanno seguendo, ma non ci sono le domande. Quindi Giada, io direi se vuoi procedere con un altro itinerario, oppure se hai qualche curiosità magari, e lasciamo l'itinerario per la prossima puntata, scegli pure tu. Ma allora, io volevo parlarvi di un altro piccolo luogo, assolutamente secondo me da visitare in questa stagione, forse conosciuto dai padovani o forse no. Allora, davanti a voi avete il giardino botanico di Casa Marina, e se vedete proprio in alto, sopra il colle, c'è una piccola croce, quello è il monastero degli Olivetani del Monte Venda. Che bella anche questo scorcio così. Allora, dove si trova il giardino botanico? A Casa Marina.
che è il centro visite del Parco Regionale dei Colli Euganei. Perché io ci tengo a sottolineare una cosa: noi abbiamo la fortuna di avere uno dei 5 parchi regionali del Veneto a 2 passi da casa nostra. Non viene mai ricordato che è un parco naturale. E invece secondo me bisognerebbe farlo molto molto più spesso, perché è un territorio che ha bisogno di profonde tutele da un punto di vista proprio ambientalistico, cioè naturalistico e ambientale. Qui a Casa Marina potete scoprire che cos'è il Parco Regionale dei Colli Euganei, perché appunto è un centro visita. Quindi arrivando ancora prima di scoprire il giardino botanico, voi trovate questa struttura moderna e ristrutturata anche recentemente, che all'interno custodisce tutta una serie di animali imbalsamati dei Colli Euganei, quindi in questo caso non deve farci senso la cosa, sono lì per uno scopo educativo, per far capire che tipo di animali ci sono nei Colli Euganei. C'è anche un cinghiale enorme, che fa sempre tra i bambini molto successo. Oltre a quello poi ci sono tutte ovviamente le informazioni relative ai sentieri e percorsi del Parco Colli, quindi anche lì una persona può prendere veramente visione di tutto quello che si può fare nei Colli Euganei. È gestito dalla cooperativa Terra di Mezzo, un gruppo di ragazzi veramente bravissimi che anche lì propongono escursioni e varie attività, ma propongono anche un punto ristoro. Quindi a Casa Marina, oltre che scoprire e conoscere che cos'è il Parco Regionale dei Colli Euganei, ci si può fare una bella merenda, una bella cena, e anche lì possiamo godere di un panorama davvero delizioso. Dietro Casa Marina c'è un altro luogo che è una delle chicche dei Colli Euganei, che è l'Anfiteatro del Venda. Si tratta di un teatro naturale a cielo aperto dove ogni fine settimana, anche durante la settimana, dipende un po' dalla programmazione, vengono proposti dei concerti o degli spettacoli teatrali completamente a cielo aperto, e lo spettatore sta steso nell'erba con una copertina. Allora Giada, non vediamo l'ora poi di provare tutte queste cose, perché tu ce le stai dicendo, ma noi abbiamo anche voglia di venire a vedere questi posti perché non li conosciamo tutti. Prima però ti pongo una domanda. Michela, scusa, ci chiede dove se c'è un sito dove sono indicati tutti gli itinerari dei Colli Euganei. Certo, c'è proprio il sito parcoregionalecollieuganei.it. Quello è il sito ufficiale del Parco Colli. Io infatti consiglio sempre di visitare quello, perché poi ci sono anche dei siti collaterali, però è il sito più aggiornato. C'è la possibilità di scaricare in PDF i percorsi, oppure c'è anche la possibilità tramite un'applicazione di scaricare tutta la traccia proprio da seguire nei percorsi. Lì trovate proprio tutto il materiale dedicato. Poi ci sono molti altri gruppi, tra cui specialmente i gruppi di ciclisti, che propongono altri percorsi sempre tracciati. Benissimo. Allora, io direi, Giada, che ci fermiamo qua per stasera, perché ci sono tante altre cose, ma dobbiamo descriverle con una certa, con le foto, con una certa anche, diciamo, logica. Noi intanto abbiamo raccolto tantissime informazioni, devo dire anche molte curiosità, e poi torno proprio a dire che la tua capacità descrittiva e di farci entrare in queste passeggiate, in questi luoghi così ameni, insomma, è davvero impareggiabile. Allora, era anche importante far capire che appunto i colli non sono accessibili anche alle famiglie, ai più piccoli. Ci sono vari percorsi, varie passeggiate, diciamo le difficoltà, le passeggiate magari dove puoi incontrare più difficoltà, un pochino più lunga anche nel tempo di percorrenza. Ecco, Giada ci ha fatto veramente una panoramica, direi, molto completa, ma non abbastanza, perché ci saranno altri appuntamenti di questo per parlare dei Colli Euganei. Allora Giada, io ti ringrazio per essere stata con noi intanto. Grazie a voi, è stato un grande piacere. Aggiungo solo una cosa, che a Casa Marina ci è arrivati in auto. Quindi non c'è nessuna scusa per non andarci. Allora, per i più pigri, anche per i più pigri, Casa Marina. Allora. Esatto, sì, diciamo che io oggi ho voluto proporre
un percorso storico-naturalistico e 2 piccole tappe per far avvicinare le persone ai Colli Euganei in maniera leggera. Quindi ci si arriva in auto, pochi passi, si inizia a prendere confidenza con questo territorio. Sì, anche perché c'è un itinerario che non vedo l'ora che ce ne parli. C'entra l'acqua, no? C'entra l'acqua. E quindi vedremo la prossima puntata che vi faremo comunque sapere quando. Allora Giada, grazie, ti auguro un buon proseguimento e ci rivediamo molto presto. Grazie anche alle amiche del Cantiere delle Donne che ci hanno seguito fino a qua. Arrivederci a tutte. Grazie, ciao. Allora.